Attualmente siamo ancora lì, nel senso che su tutti i canali RAI, compreso Rai 3, le previsioni vengono fatte sulla base di quello che sono i comunicati del servizio meteorologico dell'aeronautica, e Rai 1 e Rai 2 si vedono, soprattutto Rai 2, si vedono appunto i personaggi a diverso grado dell'aeronautica militare che presentano le previsioni. Questa è una cosa che quando vengono gli stranieri in Italia ai congressi fa sempre ridere, gli stranieri, un po' meno noi. Nel senso che di cosa avete ancora, cioè com'è questa storia? E l'Italia è l'unico paese attualmente in Europa che ha un servizio meteorologico nazionale militare. La Grecia ha un servizio meteorologico che dipende dal Ministero della Difesa, come in Italia, però il personale è sostanzialmente metà militare, metà civile, comunque non girano, quelli che si occupano di meteorologia non girano normalmente in divisa. E gli altri paesi invece hanno servizi civili che però in caso di conflitti o cose del genere possono, diciamo, in qualche modo essere controllati e limitare le loro attività per ragioni strategiche. Dicevo, questo ha delle ripercussioni perché quello che è successo sostanzialmente in Italia è che pur essendoci stati diversi tentativi di creare un servizio meteorologico nazionale civile, questi tentativi sono sempre falliti, spesso proprio per veti posti dal Ministero della Difesa, senza particolari approfondimenti, discussioni a livello politico, e quindi partire sostanzialmente dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, siccome la domanda di meteorologia e di ambiente in generale era tale da non essere soddisfatta da questo tipo di offerta di servizi, sono nate altre iniziative, tra cui i servizi meteorologici regionali. Adesso in Italia ce ne abbiamo oltre una decina, alcune regioni sono in ritardo ma si stanno attrezzando, che sostanzialmente si occupano di meteorologia a scala regionale. Ora, il problema sicuramente è che questo ha dato sicuramente un impulso anche notevole a quella che è l'attività meteorologica e la possibilità di impiego in questi centri, anche se attualmente siamo un po' arrivati a saturazione anche in questo caso.